Novità dell'anno è lo chef Baronetto, ex Cracco. Sì, No, cosa devo dire? cosa possiamo dire? Che c'è un nuovo ristorante che Baronetto, che era l'executive di Cracco, è passato al Cambio, il ristorante Sì. storico di Torino. Sì, è un nuovo progetto più che un nuovo ristorante. Il ristorante esiste da 250 anni, io sono entrato a dicembre a far parte della costruzione di questo nuovo progetto che si è aperto ad aprile e quindi sono 6 mesi adesso, stiamo cercando di portare avanti alcune idee e dare di nuovo alla città di Torino, al Piemonte, all'Italia quello che era un gran ristorante, ecco, dare di nuovo una certa solidità. Quindi un bel debutto questo, con un premio subito sulla guida dell'Espresso. Beh, mi fa molto piacere, come tutti i premi ti inorgogliscono, ti danno forza e diciamo ti spronano a fare sempre meglio, no? E a non abbassare la guardia. E poi rispetto a Milano un ritorno a casa, no? Sì, io sono non di Torino ma sono a 30 km da Torino e è un ritorno che ho voluto con piacere perché amo la mia terra e penso che si possa fare del bene. Certo che Milano mi manca perché ho degli affetti di professionali, no? Sono rimasti a Milano con Carlo sicuramente e poi è una città che mi ha formato per 15 anni, quindi 15 anni della mia vita sono un quarto della mia esistenza, non è poco, no? Però su Torino mi trovo molto molto bene. Quindi col Cambio siamo proprio nel pieno centro storico. Sì, pieno centro, Piazza Carignano, proprio in centro, a 5 minuti a piedi dalla stazione Porta Nuova. E quindi poco distante anche dal Regio Teatro di Sì, Torino. sì, un minuto. Ebbene, quindi pranzo e cena. Sì, pranzo, cena. A pranzo c'è anche una sorta di offerta a 35 euro, oltre al gastronomico, l'offerta gastronomica. E poi alla sera c'è al primo piano questo cocktail bar che si chiama Bar Cavour, dove si può bere un cocktail e mangiare anche delle cose in modo molto più informale e la cucina è aperta fino a mezzanotte. Insomma, la novità dell'anno, il Cambio a Torino, che è un ristorante storico, insomma, può lasciare un po' perplessi. In realtà la novità che ha riaperto non è andato a finire pure questo nelle mani di Farinetti Italy, che era in gara anche lui, ma chi è il patron? Il patron è la famiglia De Negri, che fanno altro nella vita, che però si sono innamorati di questo posto essendo piemontesi e hanno creduto in questo progetto e credono in questo progetto e hanno dato anima e corpo e risorse per fare in modo che possa essere concepito un progetto a tutto tondo, a 360 gradi, con cultura, intelligenza e rispetto.